debutto in Veneto in bar e ristoranti, esercenti divisi sulla gestione, clienti dentro o fuori a seconda delle necessità. Il pass da oggi anche per entrare in musei, palestre e piscine. C'è chi è dovuto tornare indietro perché è sprovvisto la voce degli utenti. Effetto Green Pass resta ai centri tampone per non fare il vaccino. A Bassano del Grappa devono intervenire polizie e carabinieri per evitare il caos. Sono 75 al momento in Veneto i sanitari non vaccinati sospesi. Zoccolo duro la Marca e la Pedemontana. Nei prossimi giorni la decisione sulle posizioni ancora da verificare. Obbligo di Green Pass per insegnanti dal quinto giorno di assenza, sospensione dallo stipendio. La CISL nazionale, inaccettabile misura. CGIL, i problemi della scuola non si risolvono così. Il governo decide per la capienza all'80% sui treni regionali e anche sul trasporto scolastico. Le aziende avranno un mese di tempo per adeguarsi. Si ricorrerà anche quest'anno al servizio privato, spiega l'assessore De Berti. Olimpiadi di Tokyo, il nuovo storico oro azzurro nella staffetta 4%. Regala un altro trionfo alle Fiamme Oro Padova con Marcel Jacobs nuovamente vittorioso insieme ai compagni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Quella di oggi è la giornata ormai denominata Green Pass Day, debutto in chiaroscuro per la certificazione verde in Veneto. Tanti gli esercenti che hanno scaricato l'app, ma c'è chi non ci sta e dice non siamo controllori. Il meccanismo tutto sommato possiamo dire è semplice. Sì, guarda, 3 secondi neanche, si attiva subito l'applicazione e si vede subito se ha il certificato del Green Pass. Fortunatamente c'è questa cosa che permette di non rischiare più ovviamente spiacevoli cose. E quindi anche di pranzare all'interno. Tranquillamente all'interno, esatto. Di per sé il meccanismo è semplice, bastano pochi secondi, la spunta verde indica se il cliente può o meno sedersi e consumare all'interno del locale, ristorante o bar che sia. Nel primo giorno di vigore del Green Pass gli esercenti trevigiani si sono per lo più attrezzati scaricando l'applicazione del Ministero. La validazione tramite smartphone consente di verificare sia i formati cartacei che digitali. Quanto ai clienti c'è chi esibisce il suo Green Pass su richiesta e chi già lo fa in automatico. Nessun problema, Nessun problema, no. Ho fatto tutte e 2 le vaccinazioni già da tanto, spero che funzioni, insomma. Chi non ha ancora il Green Pass resta all'esterno senza particolari problemi, visto anche il clima, come questi ragazzi che stanno partendo per le vacanze in comitiva. Io ho fatto il tampone ieri, quindi comunque lo farò anche oggi con lui perché dobbiamo andare in vacanza. Quindi tu avresti il Green Pass ma mangi fuori? Sì, questo sì. Purtroppo dentro adesso vedremo come sarà in vacanza, magari faremo il tampone anche là. Noi siamo in 10 e tutti quanti hanno il Green Pass, io magari no, e magari io sono messo fuori. Quindi diciamo che adesso stai correndo ai ripari, ti vuoi vaccinare o non ti vuoi vaccinare? No, sì, quello sì, però per problemi tecnici non ho potuto. Ad aiutare in questa fase sono anche i plateatici, ma soprattutto la collaborazione dei clienti. Fortunatamente noi, avendo anche un plateatico all'esterno, i clienti sono anche soddisfatti, partecipano. Ma c'è anche chi dice no. La gelateria La Primula di San Zenone chiude le consumazioni all'interno. La vostra situazione sanitaria è una questione privata e di libera scelta, si legge in un post diventato virale. Dice di essere un ristoratore e non un controllore il titolare della storica osteria Due Mori di Treviso. Se io le mostro questo, signor Renato, che cosa mi dici? Le dico che quello è il Green Pass originale, uno può entrare dentro per legge. Personalmente io non lo chiedo. Se il cliente viene qua e mi dice andiamo dentro, io lo faccio accomodare, non le chiedo il Green Pass sicuramente. Faccio già fatica a fare il mio lavoro, il ristoratore, il controllore non lo faccio sicuramente. E primo giorno di Green Pass anche per palestre e piscine al chiuso, è l'unico modo per ripartire, dicono i titolari, ma anche in questo caso c'è chi non ci sta. Certificazione valida. Bene, certificazione valida, in pochi secondi abbiamo fatto l'operazione. Sì, in pochi secondi viene fatta questa operazione, ho scaricato l'app
del Ministero della Salute sul mio telefonino, anche sul tablet della palestra. Adesso ho usato il mio telefonino, diciamo che è un'operazione molto semplice e comoda. Con igienizzanti e mascherine le palestre fanno i conti da tempo, il Green Pass quindi è l'ultimo tassello di un puzzle complesso, forse l'unico viatico arrivati a questo punto per garantire un autunno di operatività per strutture che hanno sulle spalle complessivamente oltre un anno di chiusura. Io sono favorevole a tutto ciò che ci permetterà di continuare la nostra attività, che ha subito delle chiusure prolungate, diciamo molto faticose da assorbire, da digerire, per cui io punto a rimanere aperto, a poter lavorare, e se questo è uno strumento che me lo permetterà, ben venga. Tra un manubrio e una lat machine i clienti stanno ritornando, ognuno con la sua storia, come quella di Ivan, 19 anni. Non sono vaccinato, ho avuto il Covid a maggio, per fortuna ho ottenuto il Green Pass e per fortuna posso continuare a venire qua in palestra, almeno in estate posso allenarmi tranquillamente. È stato un Covid, scusa se te lo chiedo, sintomatico, asintomatico? Leggermente sintomatico, ma nulla di che. Ma anche nel mondo del fitness c'è chi non ci sta, come Yuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser, da tempo impegnato nella sua battaglia contro limitazioni definite eccessive. Non chiederò ai miei clienti il Green Pass, resto coerente con le mie idee, dice, non sono un controllore. E poi l'obbligo di Green Pass da oggi anche per cinema e musei. Siamo stati ai Musei Civici di Padova per vedere come sono andati i controlli. Il Green Pass è diventato obbligatorio per accedere a luoghi chiusi come musei, teatri, cinema, bar e ristoranti. Anche ai Musei Civici di Padova sono iniziati i controlli. I visitatori, anche quelli stranieri, non si sono fatti trovare impreparati. Sì, la primissima volta che l'abbiamo usato. Do you have the Green Pass? Yes, we are vaccinated both. Dobbiamo adeguarci perché sennò non andiamo da nessuna parte, quindi se vogliamo continuare a uscire e cercare di tornare alla normalità dobbiamo cercare di adeguarsi. Un cartello verde all'ingresso invita ad esibire il certificato. Prima di accedere alla biglietteria, questo viene controllato tramite l'applicazione Verifica C19, un'app scaricabile gratuitamente. Il codice viene scansionato da carta o da telefono e si può passare. Non abbiamo rilevato ad ora alcun problema, nel senso che i visitatori sono informati, un po' perché comunque l'informazione, la campagna di comunicazione è stata intensa, quindi arrivano informati, sono stati tutti collaborativi, per cui tirano fuori il loro documento, lo esibiscono per la lettura e quindi poi il loro percorso prosegue verso la biglietteria e quindi verso la visita museale. I turisti, attratti anche dalla recente iscrizione di Padova Urbs Picta tra i patrimoni dell'UNESCO, hanno esibito il certificato verde, convinti che questa misura sia utile. Penso che sia giusto, sono d'accordo, così insomma si può monitorare, fare un passo avanti verso una via d'uscita. È anche corretto per poter andare avanti e comunque per cercare di uscire da questa storia. Controlli per il Green Pass anche nelle piscine al chiuso e chi ne era sprovvisto è stato rimandato a casa. Certificazione valida, tu sei qua per? Noto libero. È stato facile scaricarlo? Sapevi già che oggi te l'avrebbero richiesto? Sì, mi ero informata e l'ho scaricato proprio questa mattina, proprio per venire in piscina. È una prassi normale, se ce n'è bisogno, perché non farlo? Ma non tutti stamattina, nel giorno di avvio della procedura per l'accesso a strutture sportive al chiuso, si erano attivati con Green Pass alla mano. Mediamente utenza preparata, la campagna di comunicazione evidentemente ha funzionato abbastanza. C'è quella nicchia di remissivi, chiamiamoli così, che non accettano proprio questo tipo di incombenza e con i quali abbiamo dovuto in qualche maniera discutere civilmente, ma restando fermi sulla impossibilità di farli accedere. C'era poi un'altra parte, abbiamo dovuto mandare via purtroppo a malincuore 6 persone anziane che non avevano capito esattamente il meccanismo del Green Pass e non avevano la tecnologia per poter accedere.
e per verificare circa 800 persone al giorno, che a regime diventeranno 1200, qui si sono dotati di una task force di controllori all'ingresso con turni rimodulati e costi aggiunti, controllo dal quale sono esentati i pazienti in cura riabilitativa e chi frequenta i centri estivi. Abbiamo dovuto costituire una piccola squadra di lavoro che si occupi esclusivamente della verifica del Green Pass e diciamo che abbiamo fatto un calcolo spannometrico di incidenza base mese e ci verrà a costare circa 3.000 euro al mese questa incombenza. Inoltre chi dalla piscina passa al bar e si siede all'interno varca un secondo ambiente con controllo Green Pass. È andata bene, direi, bene, noi siamo abbastanza fortunati, insomma la gente ha capito, i nostri utenti della piscina, della palestra hanno capito cosa dovevano fare, cosa dovevano portare, per fortuna dai, è andata abbastanza bene. Caos al centro tamponi del San Bassiano, a Bassano della Grappa, di cittadini che volevano sottoporsi al tampone gratuito proprio per ottenere il Green Pass. L'arrivo del Green Pass ha causato una mattinata di passione al centro tamponi dell'ospedale di Bassano del Grappa. Un gran numero di persone infatti si sono recate al San Bassiano per ottenere il tampone indispensabile per avere il Green Pass in assenza del vaccino. Il servizio è andato quindi in sofferenza, tanto che sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia cittadina e gli agenti del commissariato. Il personale, forse impreparato a un afflusso così importante, ha dovuto riorganizzare gli accessi con le transenne e disciplinare l'ingresso dei richiedenti. In breve tempo la situazione, che si era fatta molto tesa e decisamente complicata per il personale dell'ULSS 7 Pedemontana, è tornata alla normalità e non si è reso necessario un intervento di pubblica sicurezza da parte delle forze dell'ordine presenti, che hanno comunque sovrinteso alle operazioni di smaltimento dell'assembramento tramite i tamponi. Resta da capire se quel che è accaduto nel primo giorno del Green Pass si ripeterà anche nel fine settimana, quando molti avranno bisogno del lasciapassare per accedere a locali, mostre, musei e manifestazioni. E c'è chi nel giorno del Green Pass Day ha anche celebrato il proprio matrimonio, naturalmente con certificazione verde per tutti gli invitati. Sul ponte di Bassano noi ci diremo di sì. Una piccola licenza poetica rispetto al canto degli alpini, ma alla fine anche in questo caso c'è scappato un bacin d'amor. E così il 6 agosto è diventata una data davvero indimenticabile per Giulia e Federico, i primi sposini sul ponte nell'era Green Pass. Non sarà un problema ricordare questo anniversario perché è il primo giorno del Green Pass ed è il giorno in cui voi vi siete detti sì. Giustissimo. E quindi no, non possiamo dimenticarcelo, ci mancherebbe altro, anche perché dobbiamo avere il Green Pass in ogni dove, quindi giustamente noi abbiamo tutto. In caso chiamateci, la data ce la ricordiamo. La data ce la ricordiamo. Quindi una data indimenticabile. Per quello che riguarda invece l'organizzazione del matrimonio, proprio rispettando le normative anti-Covid, Green Pass tutti? Green Pass sì, tutti. Abbiamo tutti il Green Pass, non è stato difficile comunque organizzare perché alla fine basta presentarlo, quindi direi che è andata bene. Come si dice in questi casi, felicitazioni e auguri. Grazie mille, grazie. E adesso invece sentiamo un po' la gente che cosa pensa di questa misura, di questa certificazione verde. Il 6 di agosto scatta il famoso Green Pass obbligatorio. Sì. Lei è pronta ad esibirlo? Beh, io ce l'ho. Pronta a esibirlo è una parola grossa, anche perché insomma non è che ha tanto senso che alcuni devono per forza richiederlo e altri no, quindi ci sono... Quindi lei era forse più per un'estensione obbligatoria, punto e basta? O tutti o nessuno, questo allora ha un senso. Sì, ce l'ho sul telefonino. Ed è d'accordo insomma che ci sia questa obbligatorietà? Cosa ne pensa? Il fatto che alcuni locali sì, altri no, altri... Trovo che sia una decisione positiva per ridurre appunto la circolazione del virus. Avevo già a marzo Covid e ho Green Pass, però io sono dalla Serbia, che adesso sono arrivata qua, però non so se vale questo Green Pass, adesso appena devo vedere come vanno. E se lo chiedono bisogna mostrarlo, pazienza. Sì, l'ho già fatto 2 volte oggi. Ah sì, dove l'ha fatto? Al bar e al ristorante adesso. Ma gliel'hanno chiesto? Sì, mi hanno chiesto. E come gliel'hanno scansionato? Con l'app del cellulare. Quindi insomma lei è tranquillo e secondo me per lei è importante? Sì, così ne veniamo fuori prima.
E ieri il governo ha deciso di estendere il Green Pass anche per il personale scolastico e per gli studenti universitari. Secondo la CGIL veneziana, più dell'obbligatorietà della certificazione verde per gli insegnanti ci vorrebbe più attenzione ai trasporti pubblici, all'aumento del personale scolastico e alla capienza delle aule. I provvedimenti per gli inadempienti, ha chiarito l'ufficio scolastico regionale, saranno a carico delle scuole. Sul Green Pass per il personale scolastico il governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Tra le prese di posizione più forti contro il provvedimento c'è quella assunta a livello nazionale dalla CISL Scuola, non tanto per la scelta in sé, ha chiarito la segretaria Maddalena Gissi, ma perché le misure previste per chi non ha il Green Pass, sospensione senza stipendio a decorrere dal 5° giorno, sono definite da giustizia sommaria. Anche da Venezia la segretaria generale della FLC CGIL Giuseppina Signoretto pone dei distinguo. Per noi la risoluzione dei problemi della scuola in questo momento non è il Green Pass, ma è l'aumento dell'organico e la diminuzione degli alunni per le classi. Bisogna affrontare l'edilizia scolastica, bisogna affrontare il discorso dei mezzi pubblici. Non è il Green Pass che può risolvere il ritorno a scuola in presenza e risolvere tutti i problemi. L'invito di Signoretto è comunque di vaccinarsi, lo stesso della direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, secondo la quale peraltro l'adesione al vaccino da parte del personale scolastico in Veneto era stata tale da non rendere necessaria l'obbligatorietà. Ovviamente la decisione è stata presa sul livello nazionale considerando la situazione nazionale, soprattutto in alcune regioni. E peraltro diciamolo pure che l'applicazione delle eventuali misure, diciamo così, nei confronti di chi non ha il Green Pass sono misure abbastanza pesantine che dovranno essere adottate poi dalle scuole, quindi è meglio trovarsi in un contesto in cui la maggioranza, la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola è vaccinato. Bene al Green Pass per studenti e docenti universitari, così si torna in presenza. A dirlo i 4 rettori degli altrettanti atenei veneti che plaudono all'introduzione del certificato verde per garantire agli studenti la piena vita quotidiana universitaria. Frequentare l'università in presenza è l'obiettivo e allora l'introduzione del Green Pass per il personale universitario e per gli studenti, annunciata ieri, rappresenta per i 4 rettori degli atenei veneti un invito alla vaccinazione ben accetto. Sottoscrivono e fanno propria l'iniziativa in un comunicato congiunto in cui si dicono pronti a riaprire le aule, restituendo agli studenti la pienezza della vita universitaria. Io penso che la misura sia una misura che aiuta alla ripresa in presenza. Noi peraltro eravamo ampiamente attrezzati perché comunque in ogni caso la ripresa potesse avvenire nel massimo della sicurezza, perché avevamo riverificato la capienza delle aule, con verificati i controlli che comunque facevamo all'ingresso, quindi eravamo comunque preparati in ogni caso, perché in ogni caso anche per noi la ripresa in presenza è fondamentale e necessaria. Al tempo stesso, confermano nel comunicato, sono state predisposte misure e servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, dedicati ad alcune specifiche categorie di studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, forti anche dell'esperienza di didattica a distanza maturata in quest'anno e mezzo. Presto per tracciare le difficoltà di gestione di questa introduzione all'obbligo di Green Pass all'università, così come ancora non si parla di chi tra il personale non vorrà aderire. Questo non abbiamo ancora parlato, sinceramente non c'è stato nemmeno il tempo materiale di parlare di questi casi, di chi rifiuterà, noi abbiamo soltanto manifestato il nostro desiderio di tornare all'università in presenza. Trend in aumento per quanto riguarda le vaccinazioni. Dalla mezzanotte alle 16 di oggi sono state 10.472 le persone che si sono prenotate tramite portale. Nei giorni scorsi la media era stata di circa 8.600 prenotazioni al giorno. Dalla mezzanotte poi, lo ricordiamo, 100.000 nuovi posti a disposizione per una settimana per vaccinarsi, e intanto continua il lavoro per quanto riguarda le commissioni interne alle ULS per le sospensioni per quei sanitari non ancora immunizzati.
Oggi abbiamo avuto purtroppo un'entrata di 5 persone dal pronto soccorso che sono andate 3 in pneumologia e uno addirittura in terapia intensiva a Conegliano, quindi credo e tutte non vaccinate. Il Covid e la variante Delta in particolare continuano a far paura e questi 5 ricoveri nella Marca in poche ore lo dimostrano. Complessivamente negli ospedali dell'USL 2 sono 41 i posti letto occupati per Covid, di cui 3 in terapia intensiva. Di questi l'84% non sono vaccinati, gli altri sono vaccinati con una prima dose. Intanto procede il lavoro delle commissioni interne ad ogni ULSS per valutare caso per caso la posizione del personale sanitario non ancora vaccinato. In Veneto si tratta di 17.542 persone, tra loro anche chi per motivi diversi non può sottoporsi all'inoculazione. Ad oggi in Regione Veneto sono state sospese 75 persone nelle varie USL, che possono essere sia persone del comparto, quindi OS piuttosto che infermieri o tecnici, sia anche medici. Sono in itinere altri provvedimenti, quindi dai 75 potrebbero essere tra un paio di giorni 100 o 110, insomma vanno avanti giorno dopo giorno le sospensioni. Sicuramente l'USL che oggi hanno più numeri importanti sono la Trevigiana e anche un po' la Pedemontana. È attesa per lunedì la decisione per i sanitari trevigiani non ancora in regola con la vaccinazione. Andremo a verificare, se non compaiono vaccinati i sanitari chiaramente saranno sospesi e noi speriamo appunto che questi 186 almeno un 30-40% vada a vaccinarsi. Sul fronte vaccini dalla scorsa mezzanotte nell'USL 2 a disposizione per una settimana 22.000 posti negli hub della provincia, al momento 1.500 quelli prenotati e dal direttore generale un appello. Prenotatevi, è fondamentale, vi darà la possibilità di avere il Green Pass, vi copre, vi dà la garanzia di non ammalarvi e venire in ospedale. E adesso vediamo le novità introdotte ieri dal governo sul fronte trasporto pubblico e poi il punto sul trasporto scolastico in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico con l'assessore De Berti. Dal 1 settembre obbligo di Green Pass per salire a bordo dei mezzi a media e lunga percorrenza, non sarà invece necessario per il trasporto pubblico locale. È la decisione presa ieri dal governo che ha anche rivisto l'aumento della capienza per i treni dal 50 all'80% per la lunga percorrenza, stesso volume di passeggeri per i treni regionali in zona bianca. Sono l'80% anche per i treni regionali. Lo scorso anno le aziende di trasporto hanno fatto i miracoli, ricorda l'assessore De Berti. Hanno avuto 15 giorni di tempo per adeguarsi. Ora, sapendo già la capienza, avranno oltre un mese a disposizione per reperire i mezzi necessari. E come è accaduto l'anno scorso, anche stavolta si dovrà far ricorso al servizio privato. Bene, anche se arriviamo sempre al photo finish, che la capienza sia stata definita un mese e mezzo prima, insomma hanno un mese di tempo le aziende per organizzarsi. I prefetti hanno già avviato i tavoli, perché ricordo che la gestione comunque rimane sempre in capo al prefetto e quindi dovranno di fatto reperire gli autobus necessari per quel 20% in più che mancherà. Confermata alle fermate degli autobus gli steward per far rispettare agli studenti le misure di sicurezza e indirizzarli verso i mezzi meno carichi. E adesso le aziende hanno saputa la capienza, devono attivarsi per di fatto reperire i mezzi da mettere in campo. Adesso lascerò alle aziende di trasporto il tempo di poter organizzarsi, ma sentendomi anche con i prefetti monitoreremo la situazione. Intanto in questi giorni il governo ha stanziato 450 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, per servizi aggiuntivi, sanificazioni dei mezzi e personale. E adesso siamo allo sport, perché gli atleti azzurri a Tokyo continuano a farci sognare con un record di podi raggiunti che il nostro paese non aveva mai conquistato ad una Olimpiade. E oggi è arrivata la 4ª medaglia d'oro per le Fiamme Oro di Padova, con Marcel Jacobs, già vincitore nei 100 metri di un oro olimpico. Si è aggiudicato la 2ª medaglia trionfando nella staffetta 4% insieme ai 3 compagni
compagni di squadra Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta, atleti del gruppo delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza. Ed eccezionale appuntamento sportivo in un luogo suggestivo di Padova. La notte di San Lorenzo vedrà la gara dei saltatori d'asta che si sfideranno davanti alla Cappella degli Scrovegni, appena diventata patrimonio UNESCO. 10 agosto, la notte delle stelle, non solo quelle cadenti che piovono dal cielo, ma anche quelle dello sport, pronte a gareggiare in una gara ufficiale di salto in alto in una location a sua volta stellare, i Giardini dell'Arena, tra i resti dell'antico anfiteatro romano e la Cappella degli Scrovegni, recentemente nominata patrimonio UNESCO. 700 stelle volano con Giotto, questo è il nome della manifestazione organizzata dal Comune di Padova e dal gruppo Asta Padova. La gara è una competizione ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera riservata al salto con l'asta. Vi parteciperanno atleti agonisti di varie categorie maschili e femminili, dai giovani fino agli over 35, tutti attratti dal fatto di saltare in un luogo di grande fascino culturale. Il mondo dello sport, in particolare il target giovanile, con questa operazione 700 stelle, il salto con l'asta nei Giardini dell'Arena, antico luogo gladiatorio, è un bel modo con cui avviciniamo dei giovani a dei luoghi che sono carichi di significati, tanto più dopo il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. È un bellissimo esempio di contaminazione tra mondi e culture. Lo sport entra nei luoghi dell'arte, una sfida a saltare in alto e a toccare quelle stelle così luminose dipinte da Giotto sulla volta della cappella, o addirittura quelle stelle che proprio in questa notte regalano spettacoli cadendo dal cielo e raccogliendo i desideri di chi le osserva. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre al meteo per la giornata di domani. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano nel weekend si farà più forte, innescando una nuova ondata di calore. Sabato 7 agosto, tempo in prevalenza buono, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Una linea temporalesca interesserà il nostro territorio però, portando in serata e soprattutto nella notte qualche temporale sui settori montani e sulle zone limitrofe di pianura. Temperature in ripresa, minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, tanto sole ma con il passare delle ore rovesci sui rilievi e sulle aree circostanti. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime invece sui 29 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo al mattino, le piogge però tenderanno ad arrivare già a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.